Durante la gara praticamente un nostro giocatore di colore è stato bersagliato più volte da alcuni ragazzi della Milanese con insulti gravi e pesanti e delle frasi a sfondo razziste per il colore della pelle. Così aveva raccontato all'indomani del grave episodio sul campo della Milanese il responsabile del settore giovanile del calcio Treviso Andrea Campolattano, riferendo delle frasi razziste indirizzate da un avversario a un proprio giocatore di colore originario del Burkina Faso. In attesa dei provvedimenti annunciati dalla Milanese, con la Lega Calcio subito avvisata del fatto, ieri a Quinto il Treviso ha voluto rispondere con un messaggio forte e chiaro. Treviso dà un calcio al razzismo, si leggeva nelle magliette con cui sono scesi in campo i ragazzi dell'Under 15 nella sfida contro lo Zero Branco. Squadra e società si sono dunque strette al proprio giocatore che una settimana fa era uscito molto provato dalla partita. A fine gara è scoppiato in lacrime e diciamo che in questo momento il ragazzo è in uno stato psicologico abbastanza giù. Lui si sente un po' colpevole di una cosa che realmente poi non è colpa sua. E invece ieri, oltre a incassare la solidarietà di compagni e pubblico, è stato premiato anche con la fascia di capitano, il modo migliore per lasciarsi alle spalle un episodio che con lo spirito sportivo non ha davvero nulla a che fare.